Bella a tutti ragazzi per il nuovo video del calciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In cui ben ritrovati nell'ultimo video di giornata, cioè il post partita di Roma-Como, che finisce per 1-0 per la Roma, che ritorna a vincere. Gol di Wesley su assist di Solé al 61esimo, al 67esimo, precisamente non mi ricordo, mi ricordo che era al minuto 60. Prima di mettermi a registrare il contenuto, ho visto che mi è arrivata la notifica del video di Gabboman. Non ho problemi a fare il nome dello youtuber, ok? E praticamente ho visto il titolo, non ho guardato ancora il video, non penso che lo guarderò domani perché mi tengo un sonno pazzesco, non vedo l'ora mia a dormire. Infatti registrerò il video e me ne andrò a dormire. E ho visto il titolo e sta scritto che goduria. Allora Gabboman, ok. Tu devi, no, io sono felice per voi che dopo 2 o 3 partite siete ritornati a vincere e fin qua tutto bene, ok? Però il problema che avete voi rispetto a noi del Napoli, invece di stare sempre a criticare, è che io questi attaccanti non segnano. Dovbik, Ferguson non fanno niente, ok? Stanno alla Popolizia. L'unico attaccante che nella rosa della Roma che, fa tra virgolette un po' di movimento tra gol, non solo assist ma anche gol, come perché per gli assist sta su lì. Cioè, è Di Bala, l'unico attaccante che può far gol. Se non fosse per tutti quegli acciacchi, cioè questo è un acciacco ogni anno. Cioè se non fosse per i suoi acciacchi, cioè segnasse e basta, capito? E Gabboman, ricordati che i attaccanti stanno là per un motivo, non per fare un altro. Vabbè, a parte questa gran parentesi che ho aperto sul video di capo. Vabbè, parliamo della Roma. Ve l'ho detto all'inizio del video, la Roma vince per 1-0 contro un Como che sembrava sballato. Sembrava, tra virgolette, come ha fatto con l'Inter la settimana scorsa, cioè 2 settimane fa, no, la settimana scorsa, sì. Sembrava sballato all'inizio del secondo tempo. Partita che poteva sembrare da un lato equilibrata come quella Udinese-Napoli primo tempo. Cioè non mi ricordo precisi azioni da parte di tutte e due le squadre. Cioè ci sono state più azioni nel secondo tempo rispetto che al primo. Vabbè, io non ho niente da dire su questa partita, è stata un po' fino al 50esimo più o meno è stata un po' noiosetta, poi dal lato della Roma, diciamo che la Roma si è iniziata a svegliare e da lì è poi andato il gol. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!